Veneto in vigore fino al 4 dicembre, restano aperte le misure precedenti, misure più strette per negozi con ingressi ridotti e contingentati, oltre 90 decessi intanto nelle ultime 24 ore. Stagione dello sci, interviene il campione ampezzano Cristian Ghedina, si deve riaprire in sicurezza, altrimenti rischiamo il disastro economico. Il sottosegretario Martella, ci sarà una regia europea. Ore di angoscia per la famiglia dell'ex europarlamentare ed assessore regionale Remo Sernagiotto, colpito da un infarto, lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Treviso. Le fiale del vaccino anti-Covid sono made in Veneto, a produrla è la Stevanato Group, azienda leader mondiale nella realizzazione di contenitori in vetro per le case farmaceutiche. Allevamenti di visoni sorvegliati speciali dopo i focolai in Danimarca e Francia, in Veneto il più grande è a Villa del Conte. Non ci sono contagi, ma il sindaco è pronto ad adottare l'ordinanza del ministro Speranza. Auto usate comprate all'estero senza pagare l'IVA, maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Treviso, 8 persone ai domiciliari. Treviso non rinuncia al Natale, il piano del comune sarà una festa diffusa con alberi in 5 piazze, 2 davanti agli ospedali, come omaggio ai medici eroi, maxi schermi per condividere auguri ed eventi. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la nuova ordinanza del presidente della regione Zaia, che è stata illustrata questa mattina nel punto stampa quotidiano. Novità per quanto riguarda le attività commerciali e nuove limitazioni. Sentiamo. Non è decisamente un momento nel quale possiamo fare baldoria, cioè dobbiamo concentrarci con il distanziamento sociale, gli assembramenti, quindi evitare al massimo di crearli. La nuova ordinanza del presidente Zaia, attiva dalla mezzanotte, parte proprio da qui: evitare gli assembramenti e adottare tutti gli accorgimenti necessari. È in linea con la precedente, ma con alcune restrizioni in più, a partire da una stretta sulle presenze nei negozi al dettaglio. Su 40 metri quadrati può entrare un cliente alla volta. Esercizi fino a 250 metri quadrati di superficie di vendita, un cliente ogni 20 metri quadrati. Esercizi sopra i 250 metri quadrati, un cliente ogni 30 metri quadrati. Nelle code di attesa va rispettato il distanziamento e il gestore è responsabile del controllo. È obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli o all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione. Garantisce inoltre costantemente, tramite strumento elettronico contapersone o personale di vigilanza, il costante rispetto dei parametri di cui sopra. Detta in soldoni, uno si attrezza, come alcuni centri commerciali hanno fatto, si attrezza con il con il contapersone, oppure semplicemente le conta. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze, di presenze di clienti superiore a quello di massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore. Qualche aggiustamento arriva anche per i ristoratori. Che non sia attuata nessuna forma di buffet, deve essere tutto dedicato, sanificato sul tavolo. Zaia non esclude un eventuale ritocco nei prossimi giorni. Il governatore torna poi ad affrontare la questione dello sci, evidenziando l'importanza di un'intesa con tutto l'arco alpino. Sarebbe incomprensibile in un bacino di contagio che è pressoché simile, che è quello delle Alpi, che noi fossimo gli unici a chiudere. Quindi io auspico veramente che i provvedimenti siano accolti con un accordo europeo, perché non sciare a Cortina, poter sciare a Kitzbühel piuttosto che a Villach o a Bad Kleinkirchenheim o in altre località, a Pramollo, dico che no, cioè non è una bella roba. E sulla norma regionale che stabilisce la capienza massima per i negozi, Confcommercio Bassano esprime una sostanziale condivisione. Finalmente, dicono, ci sono dei criteri.
Fino ad oggi si erano quasi arrangiati, applicando e facendo applicare criteri di buon senso per evitare affollamenti nei negozi. Ora i commercianti plaudono alla stesura delle nuove norme regionali. Sono state finalmente dettate delle condizioni, delle basi di calcolo per andare a definire la capienza degli esercizi commerciali. Ai commercianti spetta anche l'onere dei controlli sulla capienza massima. Attività molto semplice per un piccolo negozio, ma penso che per negozi più grandi, magari con più accessi, sicuramente bisognerà anche ricorrere a qualche espediente tecnologico per tenere sotto controllo il numero di ingressi da parte della clientela. Qualche perplessità riguarda le norme sui menù usa e getta o elettronici e sul sanificante ad ogni tavolo dei ristoranti, ma quel che disorienta i commercianti è la variabilità eccessiva delle regole. Tutti sono comunque pronti a mettere i cartelli e applicare le norme con cui già molti, clienti compresi, hanno familiarizzato. Ma non penso che queste cose diano particolare preoccupazione alle nostre aziende. L'importante è che ancora riusciamo a rimanere in zona gialla e a lavorare con una certa serenità. Ed ora vediamo l'andamento dei contagi nella nostra regione nella consueta edizione serale del bollettino di Azienda Zero. Questa sera con 963 nuovi positivi sommati a quelli di stamattina porta a 2.275 il totale dei nuovi contagiati in Veneto nelle ultime 24 ore. Pesantissimo purtroppo è il bilancio delle vittime, sono 91 appunto nelle 24 ore le persone che hanno perso la vita nella nostra regione dopo aver contratto il Covid. I ricoverati in area non critica sono 2.475 più 47 rispetto a ieri e 326 quelli ricoverati in terapia intensiva più 16 rispetto a ieri. Avete sentito nel servizio relativo alla nuova ordinanza del governatore Zaia anche questo accenno alla montagna e alla questione spinosissima dell'apertura degli impianti da sci. E proprio a questo tema è dedicato il nostro sondaggio di oggi. Montagna, stop alle vacanze, giusto? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo al numero che vedete nella barra di colore verde 0422 162 6691, se per voi è no 0422 162 6690. La chiamata è gratuita, il risultato come sempre questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21:15. E proprio sulla questione degli impianti di risalita interviene il campione ampezzano Cristian Ghedina. Sentiamo. E io dico, si può aprire, magari si riducono un po' i numeri e si può operare lo stesso in totale sicurezza per far sì che anche questi operatori turistici possano guadagnare dei soldi, perché sennò c'è veramente c'è il disastro economico. Il messaggio è di quelli che pesano, anche perché arriva da uno dei pesi massimi dello sci nazionale, quel Cristian Ghedina, ambasciatore di Cortina nel mondo, oggi testimonial di mondiali e olimpiadi. Per il campione ampezzano pensare a uno stop di Natale sarebbe deleterio, soprattutto se altri paesi dell'arco alpino decidessero altrimenti. Le nostre, o comunque nazioni limitrofe all'Italia, che fanno parte della comunità europea, tengono aperto. Io non riesco a capire perché noi che hanno lo stesso problema nostro dobbiamo tenere chiuso. E all'Europa guarda lo stesso governo. Quello che bisognerà fare però è avere una linea europea comune che valga anche per gli altri paesi, evitando quindi esposizioni concorrenziali sbagliate per il nostro paese. Se poi sarà possibile introdurre dei miglioramenti anche in questo, lo vedremo con la verifica dell'andamento dei contagi nel corso nei prossimi giorni. Esecutivo che sta studiando eventuali deroghe per Natale, soprattutto sul fronte degli spostamenti tra regioni, ma tutto dipenderà dall'andamento epidemiologico. Dobbiamo considerare che queste festività natalizie saranno diverse da quelle a cui siamo abituati, ma dobbiamo essere consapevoli che non possiamo fare un regalo al Covid. E sempre da Cortina, Roberta Alverà, presidente degli albergatori, fa sapere che nonostante tutto si lavora per l'apertura. E grande apprensione per l'incertezza legata all'apertura degli impianti sciistici anche sull'altopiano di Asiago.
Melette, Verena, Caberlaba, Larici sono i più noti impianti di risalita dell'altopiano di Asiago, giorni di apprensione per la loro apertura, giorni di grande incertezza per tutto l'indotto, da alberghi, bed and breakfast, ristoranti e negozi, che vive grazie agli sport invernali. L'apertura della stagione, sperando nella neve l'8 dicembre, l'emergenza sanitaria con cui l'Italia fa i conti potrebbe rimandarla a data da destinarsi, facendo saltare il Natale. Ci fa stare in ansia perché le notizie che giungono, le prime notizie non sono del tutto positive, ma speriamo di poter ribaltare la situazione e convincere il nostro governo che sciare è uno sport, sciare vuol dire fare impresa, sciare vuol dire dare posti di lavoro. Impianti sciistici come aziende, questo chiede l'altopiano di Asiago, che vive il dramma un mese dal Natale dell'assenza di prenotazioni. Purtroppo le prenotazioni chiaramente non possono esserci se non qualche caso sporadico qua e là, proprio perché la gente sta attendendo e sta aspettando quelle che sono le decisioni governative in merito, quindi oggi nessuno si sbilancia perché in pratica si vive giorno per giorno. L'incertezza generata dal momento non permette di raccogliere nessuna prenotazione. Non sappiamo cosa effettivamente potrà succedere, se queste dichiarazioni sono delle in forma precauzionali, però ogni dichiarazione fatta va a creare una ricaduta negativa o positiva su quello che dopo è il comparto turistico che soffre di questa indecisione e insicurezza. Durante l'estate l'altopiano ha gestito in sicurezza la presenza di numerosi turisti. Gli amministratori sono sicuri di poter fare il bis anche nella stagione invernale. Abbiamo dimostrato nell'estate di essere in grado, applicando dei rigidi protocolli di destinazione sicura, di portare avanti delle manifestazioni di carattere culturale, quindi anche di gestire una politica della gestione dell'assembramento in maniera sicura. Vogliamo replicarci in questo inverno e vogliamo permettere ai nostri operatori di lavorare. Noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità perché sappiamo di essere in grado di gestire l'emergenza e gestire anche questi assembramenti. E si è riunito oggi in modalità telematica il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026. Dopo un approfondito esame sulla base del marketing plan, il CDA ha approvato all'unanimità la prima revisione del business plan 2020-2026 ed il budget 2021. Lo ha reso noto la Fondazione Milano Cortina 2026, comitato organizzatore delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali italiane, sottolineando in una nota che le linee del business plan non si discostano sostanzialmente da quelle prospettate in sede di candidatura, se non per gli aggiustamenti dovuti all'attuale ciclo economico anche in relazione alla pandemia. L'obiettivo del pareggio di bilancio resta dunque confermato. È ricoverato all'ospedale di Treviso in condizioni gravissime Remo Sernagiotto, uno dei politici più noti della Marca e del Veneto. È stato colpito da arresto cardiaco nella giornata di ieri. Lotta tra la vita e la morte, Remo Sernagiotto nel reparto di terapia intensiva cardiologica del Cafoncello, dove è stato portato dopo un infarto. Ad assistere il 65enne che recentemente si era sottoposto a un intervento per migliorare la circolazione del sangue, la moglie Maurizia, la figlia Gloria e il figlio Gregorio, cui in queste ore si sono aggiunti gli amici e i collaboratori di una vita. Tra loro l'avvocato Fabio Crea. La ripresa dall'arresto cardiaco è intervenuto dopo 20 minuti e questo ha creato una mancanza di ossigeno che ha determinato un pregiudizio delle funzioni cerebrali, per cui in questo momento, pur se le altre funzioni vitali hanno ripreso, purtroppo quelle cerebrali sono ridotte al lumicino. Titolare dell'omonima azienda di pneumatici sulla Feltrina, la politica è diventata presto la sua prima passione. Dopo una militanza giovanile nella Democrazia Cristiana, Sernagiotto negli anni 90 entra in consiglio comunale a Montebelluna, dove diventa capogruppo di Forza Italia. Nel 2000 parte l'avventura a Palazzo Ferrofini, prima come consigliere regionale semplice, poi in qualità di capogruppo degli Azzurri. Nel 2010 è nominato assessore ai servizi sociali della prima giunta Zaia. È lui il mattatore di tante iniziative anche politiche come i meeting annuali dei forzisti a Cortina e quindi del Popolo della Libertà. Per anni è tra i nomi più votati a livello regionale, tanto che nel 2014 lascia l'incarico regionale e viene eletto all'Europarlamento con quasi 22.000 preferenze. A Strasburgo la svolta è il 2015 quando lascia il partito di Berlusconi e l'Eurogruppo dei Popolari per entrare nelle file dell'ECR, il gruppo conservatori e riformisti accanto a Raffaele Fitto. L'operazione è strettamente politica e fa da apripista all'ingresso di Fratelli d'Italia all'Assemblea europea. Ed è con Giorgia Meloni che Sernagiotto tenta il bis, senza però essere riconfermato.
A pesare anche la vicenda giudiziaria ancora pendente e per la quale Sernargiotto è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione e truffa aggravata per il presunto scandalo di Ca' della Robinia, progetto a valenza sociale diventato una birreria. Contestazioni che Sernargiotto, assistito proprio da Crea, ha sempre respinto con forza. Ora la battaglia più dura. La famiglia ci tiene che attraverso di me vengano ringraziate tutte, sono davvero tantissime le persone che hanno manifestato immediatamente e sentitamente grande solidarietà e vicinanza alla famiglia. Ad esprimere vicinanza anche il sindaco di Treviso. La vicinanza mia e dell'amministrazione alla famiglia e a Remo Sernargiotto. Le fiale del vaccino anti-Covid sono made in Veneto. A produrle la Stevanato Group, azienda veneta leader mondiale nella realizzazione di contenitori in vetro per le case farmaceutiche. Noi cerchiamo delle figure di diplomati meccatronici, dei tecnici per la conduzione di impianto, ma anche tecnici addetti alla qualità, manutentori, capisquadra. L'ultimo assunto appena un paio di giorni fa ha 58 anni, ma nel 2020 la Stevanato Group ha assunto dipendenti di ogni età. La multinazionale, nata a Piombino Dese 70 anni fa, è tra quelle scelte per produrre le fiale che conterranno il tanto atteso vaccino anti-Covid. Nel 2021 è previsto un aumento di capacità mondiale da 10 a 12 miliardi di pezzi. Stevanato Group ne produce 2 miliardi all'anno, ma per il potenziamento delle nostre linee produttive previste per l'anno prossimo aumenteremo del 20% questa nostra capacità. La corsa al vaccino anti-Covid ha richiesto un massiccio potenziamento della richiesta di fiale e per far fronte a questa mole di lavoro l'azienda, che si occupa principalmente di produrre contenitori in vetro per le industrie farmaceutiche, ha avviato nel 2020 un imponente piano di assunzioni, 110 già fatte, 35 necessarie entro fine anno e 150 in programma per il 2021. I tipi di flaconi che noi forniamo, che sono di tipo 1 in vetro borosilicato neutro, sono quelli che ci permettono di dare la sicurezza anche alla casa farmaceutica della qualità del prodotto, perché possono resistere mantenendo le caratteristiche del prodotto intatte alle temperature molto basse che molti dei vaccini che si stanno sviluppando in questo periodo richiedono. Un prodotto di nicchia e oggi tra i più ricercati al mondo, vista la produzione massiccia di vaccini prevista nei prossimi mesi. La storia della Stevanato Group è una storia di una piccola realtà veneta che nel 1949 iniziò a produrre articoli di vetro e oggi invece conta, oltre al quartier generale di Piombino Dese, sempre molto legato al territorio, altri 14 siti produttivi in tutto il mondo e oltre 4.200 dipendenti. Ed ora la pubblicità, linea alla regia, tra poco. TG del Veneto, rieccoci in studio. Allevamenti di visoni sorvegliati speciali dopo i focolai in Danimarca e Francia. In Veneto il più grande allevamento si trova a Villa del Conte, nel Padovano. L'Italia sospende l'allevamento dei visoni fino a febbraio. Misure più drastiche come l'abbattimento dei capi sono state inoltre previste dal ministro Speranza, che ha adottato queste misure dopo i focolai esplosi in Danimarca e più di recente anche in Francia di trasmissione del virus dagli animali all'uomo. In Veneto gli allevamenti di visoni sono 2, il più grande si trova a Villa del Conte nell'Alta Padovana e conta 10.000 capi. La situazione all'interno dell'allevamento è costantemente monitorata dal comune e dai servizi di igiene. Attualmente l'attività è stata svolta in maniera regolare, preciso che trattasi di specie autoctone, quindi di specie nate e cresciute all'interno dell'allevamento. Non abbiamo importazioni di animali, attualmente sono tranquilla, ma parlo fino ad oggi naturalmente, perché i tamponi verificati sugli esseri umani e le verifiche e i controlli clinici sugli animali hanno sempre dato un esito assolutamente di negatività. I dipendenti dell'azienda agricola che sono a stretto contatto con gli animali sono 4 e lavorano bardati con tute anticontagio. I tamponi e i test vengono svolti costantemente e il sindaco rassicura i suoi concittadini. In caso di contagio seguirà alla lettera le disposizioni previste dall'ordinanza del ministro della Salute Speranza. In caso di caso sospetto, cosa che al momento a Villa del Conte, ripeto, non c'è, si deve immediatamente interrompere quello che è il trasferimento di liquami, di attrezzature di animali, quindi la movimentazione,
e in caso di positività si deve abbattere l'intero allevamento. Chiaramente in questo momento noi stiamo monitorando tutto affinché si possano evitare queste due conseguenze, perché al momento non c'è questa esigenza. Ancora cronaca, auto usate comprate all'estero senza pagare l'IVA, maxi frode scoperta dalla Guardia di Finanza, 8 persone agli arresti domiciliari. Truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologico nel commercio di auto di lusso acquistate all'estero. 8 le ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari disposte dal GIP Marco Biaggetti su richiesta del procuratore Massimo De Bortoli. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso, denominata Salone del Lusso, ha portato alla luce uno strutturato gruppo criminale con base operativa nel Trevigiano che acquistava senza pagare l'IVA auto usate da Germania, Francia, Belgio e Spagna. Utilizzando una o più agenzie di pratiche auto, questi signori facevano figurare come se le autovetture fossero state acquistate all'estero direttamente dal cliente. Falsa era la fattura come l'autodichiarazione del cliente sul pagamento dell'IVA nel paese estero. I documenti venivano poi presentati alla motorizzazione per l'immatricolazione. 500 i veicoli importati con questo sistema per un giro d'affari di oltre 8 milioni e mezzo di euro, dei quali 1,5 milioni di IVA non pagata allo Stato. Al momento sono 161 le transazioni irregolari accertate dalla Finanza per un'evasione IVA di 524.000 euro, somma per la quale il GIP ha disposto il sequestro preventivo. 2 appartamenti sono stati sequestrati, uno a Spresiano e uno a Paese. Sui conti correnti somme per circa 53.000 euro. Sequestrate poi 25 auto, ma le operazioni sono ancora in corso. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per una donna romena 33enne e 7 uomini, un 45enne padovano professionalmente operativo nella Marca, 5 romeni e 2 albanesi. A capo del gruppo c'era proprio la donna che così si era espressa. Parlando con un altro soggetto dice tranquillamente: scusa, ma io perché sto qua in Italia? O faccio i soldi o me ne vado da un'altra parte. I clienti, allettati dai prezzi concorrenziali delle vetture, risiedono in mezza Italia, per la maggior parte nel nord-est. Tutti sono risultati ignari della frode e si affidavano agli autosaloni per gestire le pratiche di immatricolazione. Nuova data per Vinitaly, la 54esima edizione del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati di Verona Fiere si terrà dal 20 al 23 giugno 2021 in contemporanea con Enolittec e Soul & Agri-Food. Treviso non rinuncia al Natale, il Comune ha presentato un piano, sarà una festa diffusa con alberi di Natale in 5 piazze, 2 davanti agli ospedali e nei quartieri. Maxi schermi per condividere auguri ed eventi. Quest'anno non ci sarà un solo albero monumentale, ma ci saranno 5 alberi di Natale, quindi saranno 5 piazze più la loggia incantata, allestite in maniera magica, saranno unite da una passeggiata, quindi troverete una mappa per fare questa passeggiata natalizia. Un Natale senza assembramenti, questo era l'obiettivo e così il Comune di Treviso, per non togliere anche questo ad una comunità, cittadini ma anche esercenti e commercianti, ha deciso di investire sulla festa in maniera diversa. Natale quest'anno sarà ovunque, alberi nelle piazze, ognuno con una storia diversa da raccontare, maxi schermi per diffondere eventi, canzoni, messaggi di auguri di volti noti della città. Un inno da diffondere all'unisono creato apposta per Treviso da Marco Fedalto, vincitore del concorso, e poi cassettine di Babbo Natale sparse per la città. Credo che ci sia un aspetto morale e psicologico che non va trascurato e quindi noi vogliamo farci trovare pronti, vogliamo che la bellezza torni ad essere protagonista di questo Natale a Treviso, un Natale insieme. Mai Natale è stato per Treviso così condiviso, decine i partner, dagli istituti bancari alle associazioni di categoria che hanno dato il loro contributo e poi i comuni vicini, Cortina, Falcade, Rocca Pietore, che hanno donato l'albero, oggi tutti collegati in videoconferenza. Ovviamente noi ci abbiamo pensato 2 volte ad esservi e ad esserci un po' più vicini, anche con un segno in qualche modo tangibile. L'accensione degli alberi sarà a sorpresa, come in una sorta di flash mob, confermato anche il concorso fotografico, le foto rigorosamente pubblicate su Instagram. Per chi vorrà rivolgere un pensiero ai sanitari e ai medici negli ospedali e ai malati che continuano nella loro personale battaglia, ci saranno 2 alberi speciali, uno al Caffoncello e uno al San Camillo, con una cassettina per lasciare un messaggio.
Ed ora un'occhiata alla nostra programmazione, torna come ogni martedì Ring, la nostra prima serata a partire dalle 21:15, questa sera con Ferdinando Avarino, Fabrizio Pregliasco, virologo, e poi Simone Scarabel dei 5 Stelle, Giuseppe Pan della Lega, Vanessa Camani del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, e alle 22:35 il professor Alessandro De Carlo, psicologo dell'Università di Padova. Appuntamento quindi a partire dalle 21:15. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, un'occhiata come sempre al termine alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. È ancora l'alta pressione a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Mercoledì 25 novembre sarà una giornata stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto condizioni di bel tempo su tutta la nostra regione. La grafica infatti ci mostra un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo velato ovunque e non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra gli 8 e gli 11 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario. Anche qui il sole sarà decisamente dominante e il cielo sgombro da nubi. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, non cambia di molto, anche in questo caso sarà soleggiato, salvo per locali annuvolamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime intorno a -1, -2 gradi, massime invece fino agli 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.